Istantanea di una giornata importantissima per il comune di Bagnoli di Sopra. Ecco il momento della firma che sancisce il definitivo passaggio dell'ex base di San Siro nelle mani del comune. Certo, la base è definitivamente tutta del comune di Bagnoli ed è compito dell'amministrazione ma dei cittadini del territorio promuovere proprio queste attività di valorizzazione nostra per essere qualcosa appunto che parte dal basso, perché abbiamo bisogno appunto di opportunità rigenerative, di valorizzazione e di promozione dei cittadini e di quello che i cittadini riescono a fare. La firma negli uffici dell'Agenzia del Demanio del Veneto di Mestre. L'ex base NATO diventerà un luogo di rilancio per il territorio della Bassa Padovana. Un progetto già pensato 3 anni fa e bruscamente interrotto dall'emergenza migranti con la creazione del grande hub provinciale dove in pochi mesi arrivarono centinaia e centinaia di profughi, in numero ben maggiore rispetto alla reale capienza e su cui pesa ancora una vicenda giudiziaria. Ora gli ultimi adempimenti tecnici, poi la base entrerà definitivamente nel patrimonio comunale e si penserà al suo futuro. Una piscina, impianti sportivi, spazi di incontro per la cittadinanza, alloggi per i turisti, questi i piani dell'amministrazione per i 5 ettari dell'area di San Siro. Dopo anni di richieste abbiamo acquisito finalmente l'intera area, l'area dove era destinata ad hub provinciale, che è chiuso definitivamente una vicenda dove lo Stato, l'ingerenza statale, ha segnato le sorti di un territorio.